È un campionato completamente riaperto. Ben ritrovati amici di Calcio Padova TV, perché la notizia è che la settimana scorsa la capolista a Team Football ha perso in casa del Cosmos 9 per 4-2 e questa notizia non fa altro che riaprire il campionato, perché il Padova, che contemporaneamente andava a vincere in casa dello Spinea per 4-0, si ritrova adesso a soli 3 punti dalla capolista, e questo è un fatto eccezionale che rilancia un po' tutti, permette al Padova di sperare di riacchiappare il primo posto, ma il scherzo del calendario è che proprio il Cosmos 9, che ha battuto la Team la settimana scorsa, è l'ospite di turno questa sera al Palagozzano, e quindi prestare massima attenzione. Padova che viene da un buon momento, un buon periodo, raggranella risultati in successione e dopo aver pareggiato qui in casa proprio contro la Team è andato a vincere in quel di Spinea appunto per 4-0 e adesso si ritrova di fronte proprio coloro che hanno battuto i capi classifica, e quindi bisogna prestare massima attenzione. È tutto pronto agli ordini degli arbitri Giovanni Cacciolla di Treviso e Claudio Piccolo di Este, quasi tutto pronto, diciamo, gli ultimi spiccioli di dettagli al tavolo, ecco qua, e quindi il primo arbitro che si gira verso il campo. Calcio inizio che verrà dato dal Padova. Fischio iniziale, partiti Padova calcio a 5 contro Cosmos 9, massima attenzione, ma soprattutto bisogna vincere questa partita per sperare in un nuovo capitombolo della capolista. Cosmos 9 in tenuta giallorossa, Padova invece nella casacca tradizionale bianco-scudata. In avanti subito il Cosmos con Minchio, poi pallone che termina fuori sull'attacco di Carraro. Cosmos quindi che si rilancia pur occupando il quintultimo posto in classifica, ma il successo di venerdì scorso ha completamente rilanciato i vicentini, che adesso carichi di entusiasmo vengono qui a Padova nel tentativo di tirare un brutto scherzetto anche ai biancoscudati. Attenzione intanto a questa iniziativa, subito un intervento di Feverati, poi ancora Cosmos in avanti e il tiro di Baccino con palla che viene deviata in calcio d'angolo, subito un pericolo, quindi attenzione a questo Cosmos, mai rilassarsi, così come ha dichiarato in settimana anche Antonio Candeo, il tecnico dei biancoscudati. Buon intervento intanto di Varotto, che recupera un buon pallone, poi si libera con un tunnel ma viene fermato da 3 avversari. Il pallone che ritorna tra i piedi di Minchio, il tocco su Baccino, quindi viene in avanti Campagnaro, pallone poi dato all'indietro con tocco laterale ancora per Minchio, che è costretto a buttare via per l'ottimo pressing effettuato da Varotto in fase d'attacco. E allora la ripresa del gioco spetterà al Padova con Capitan Carraro, che deve uscire anche oltre le transenne per recuperare il pallone. Carraro che deposita il pallone sulla linea verde, poi mette in movimento Rasula. A fianco a noi sempre Marco Celin, questa sera attrezzatissimo anche con il foglio scout, quindi ci darà anche qualche notizia più particolarmente tecnica su quanto sta accadendo in campo. Dicevo Marco, ti faccio intervenire subito mentre il Padova sta manovrando bene in questa fase. Dicevo che il capitombolo inaspettato di venerdì scorso della Team ha riaperto questo campionato. Sì, diciamo che ci voleva per noi arrivare al secondo posto con soli 3 punti di distacco, e la vittoria di venerdì è stata perfetta. E quindi prestare attenzione, perché scherzi del calendario, il Cosmos questa sera è il nostro avversario. Esatto, bisogna stare attenti, perché se hanno impedito le Team vuol dire che sono una squadra da non sottovalutare.
E allora intanto, mentre Marco Cellin continua a prendere nota su quanto avviene in campo, seguiamo Rasula in palleggio su Varotto, il pallone poi dato all'indietro su Carraro, ancora fatto girare abbastanza velocemente il pallone, poi Paperini che è diventato un po' un goleador, doppietta anche venerdì scorso, ormai ci ha abituato a gol a raffica Giovanni Paperini, poi Carraro che prova un'iniziativa sulla fascia di sinistra, il pallone che viene ribattuto da Campagnolo e quindi la rimessa che spetterà al Padova con Rasula già pronto, è un calcio d'angolo e quindi Rasula scambio dietro con Varotto che prova la botta, pallone che però viene ribattuto, pallone che esce, ancora Varotto alla rimessa in gioco, quindi ancora lo scambio con Carraro, Rasula, Varotto, Paperini, buono l'1-2, ancora Paperini che prova a girarsi, non trova però lo spazio per andare al tiro e poi questa volta il secondo arbitro decreta la rimessa laterale a favore del Cosmos 9 con Campagnolo, il tocco verso Baccino, ancora Baccino, Campagnolo, si fa vedere da questa parte Minchio che riceve. Poi l'attacco di Paperini sul portatore di palla avversario, bravissimo Paperini a recuperare, ancora Paperini tenta il colpo sotto che non gli riesce sull'uscita del portiere Borotto dalla Vecchia, ma buona questa iniziativa di Paperini che aveva rubato un buon pallone, poi si è presentato tutto solo di fronte al portiere, ha cercato di scavalcarlo con un tocco sotto, pallone colpito un po' troppo d'interno che ha attraversato tutto lo specchio della porta. E allora riparte il Cosmos, squadra di piccoletti questo Cosmos, ma sappiamo benissimo che nel calcio a 5 forse vanno meglio i piccoli dei grandi, proprio perché il campo è ristretto, occorre effettuare molti scatti in velocità su spazi brevi. C'è stato intanto un rilancio di Campagnaro fuori misura, il Padova può ripartire con Carraro, quindi Paperini, si fa vedere Varotto, ancora Carraro, quindi Varotto che gira da questa parte sotto la nostra postazione verso Rasula, poi ancora lo scambio con Paperini che protegge il pallone, lo difende bene e subisce poi un fallo ad opera di Minchio, quindi primo fallo dell'incontro commesso da Minchio. Calcio di punizione per i biancoscudati, ne approfitto per ricapitolare la classifica che vede sempre la team al comando con 25 punti, però Padova e Rossano seguono a quota 22, quindi sono fra queste tre squadre la grande sfida. Poi c'è il Verona e il Giorgione a quota 16 insieme con la GFM Diavoli, quindi l'Hellas Verona a quota 15, Gran Giorgione 14, Nervesa 13, Cosmos 9, l'avversario di questa sera a quota 12, quindi Spinea 10, Montecchio e Schio 8 e Samiville quota 4. Questo tanto per farvi conoscere l'intera classifica di questo girone di C1. Attenzione, ancora Feverati che deve allungarsi per respingere questo tiro del Cosmos con Minchio fra i più attivi in questo avvio di gara. Poi Rasula, Carraro si prova a mettere un po' d'ordine, Varotto, ancora Carraro, Varotto, scambio 1-2, quindi Paperini che si fa vedere, prova a puntare l'avversario, poi Rasula taglia il campo, ancora Paperini, Varotto è costretto a dare all'indietro, bene Paperini che si gira e poi il sinistro di Paperini con la respinta del portiere Borotto, ancora Padova che si protende in avanti, poi il pallone termina fuori, ma buona occasione ancora per Paperini, grande protagonista in questo avvio. Doppietta per lui venerdì scorso, poi Feverati non ha problemi ad intervenire su questo tiro abbastanza centrale, quindi Rasula può ripartire, poi incespica sul pallone, se lo fa portare via e allora riparte Baccino, quindi Minchio sulla fascia di destra, quindi Campagnaro, ancora Campagnaro, ma il pallone è fuori, quindi rimessa laterale a favore del Padova in zona d'attacco.
Rasula che si avvicina al punto di battuta, pallone che arriva per la battuta verso Carraro che trova lo spazio, prova addirittura il tiro in porta, il pallone viene ribattuto da Campagnaro. Rappresentanza anche dei tifosi di Nove qui al Palagozzano questa sera, quindi Varotto, Rasula, ancora Paperini, quindi Rasula all'1-2 con il tacco, sarebbe stata buona l'idea, peccato il pallone però è più alla portata del portiere avversario. Attenzione intanto a ancora Campagnaro che cerca di rendersi protagonista con questo tiro fuori misura. Nessun problema per la difesa del Padova, esce Rasula, entra Meggiorin, uno dei più attivi in questa prima parte del campionato. Meggiorin, giocatore che non realizza molti gol ma sul piano dell'agonismo dà molto. Poi c'è l'intervento di Carraro sul pallone, si lamenta il giocatore del Cosmos che rimane a terra, poi si rialza un po' dolorante, sembra aver subito un colpo alla caviglia sinistra, nulla di grave. L'arbitro non è intervenuto ritenendo regolare l'intervento di Carraro in scivolata sul pallone. Ancora Cosmos 9, attenzione a questo scambio, pericolo, e ancora Feverati che per la terza volta deve intervenire a terra, impedendo quindi al Cosmos di andare in vantaggio. Vi dicevamo, bisogna prestare molta attenzione perché questa squadra ha ritrovato molto entusiasmo dopo la inattesa e clamorosa vittoria contro la capolista Team. Carraro intanto prova a mettere d'ordine, quindi Meggiorin, il tocco laterale, questa volta fuori misura, rimessa che spetterà ai giocatori vicentini in casacca giallorossa. Ancora con Campagnaro, tocco poi per Baccino, quindi Campagnolo, Baccino, Campagnaro, Campagnolo, Campagnaro, ancora Campagnolo, attenzione, l'ultimo tocco però è di Meggiorin, rimessa per i nostri avversari, al centro area va a piazzarsi anche Djordjevic, pallone in mezzo, interviene bene Feverati, mette in movimento Carraro ma pallone viene perso, attenzione, c'è un fallo commesso da Paperini che viene anche richiamato dagli arbitri. Esce Paperini, nel frattempo entra Edgar Chames, punizione da posizione centrale piuttosto pericolosa a favore del Cosmos 9. Sulla palla Baccino e Campagnaro, poi Baccino se ne va e lascia Campagnaro a una lunga rincorsa mentre Feverati è ancora impegnato a piazzare gli uomini della difesa. Parte Campagnaro, partirà con la botta, poi invece c'è un 1-2 pericoloso, poi ancora Campagnaro con palla che va a lambire il montante, ma ci aveva già messo un piedone Feverati, nulla di fatto, ma ancora una volta la formazione di 9 si rende minacciosa. Carraro, Varotto, poi scodella in avanti, ma Meggiorin non parte di scatto, quindi pallone che viene perso. Ancora Djordjevic, contrastato molto bene da Varotto che recupera bene il pallone, quindi Carraro, Chames, esce Varotto ed entra Luca Esteban, pallone ancora per Chames che cerca di anticipare il portiere ma
L'estremo difensore ospite Borotto riesce a deviare in calcio d'angolo. Chames, il tocco all'indietro, vengono fischiati 3 secondi. Il pallone doveva ancora arrivare sinceramente nella zona di battuta quando l'arbitro aveva già iniziato a contare, poi allo scoccare del terzo secondo gli ha fischiato fallo contro. Comunque nulla di fatto, si riprende a giocare con il Cosmos che prova a imbastire nuovamente per Djordjevic, che si libera bene, ma Feverati fa buona guardia, si getta in avanti, impedisce al giocatore slavo di intervenire. Intanto Luca Esteban, quindi Carraro ancora che scodella in avanti, controllo un po' difettoso questa volta di Luca Esteban. Candeo sembra avere un po' mescolato le carte in questa occasione per far riposare un po' i titolari, sta schierando un po' tutta la panchina, quindi anche il Cosmos si fa vedere. Poi Carraro, che in primo momento sembrava aver recuperato la sfera che poi gli scivola fuori. Anche il Cosmos effettua una girandola di sostituzioni, c'è Gonzato in campo, ma Meggiorin recupera bene Meggiorin, che poi parte in velocità, il tocco su Carraro che prova con il sinistro, il gol di Capitan Carraro. Padova che la sblocca con il suo capitano in diagonale, ottimo pallone a fil di palo, nulla a fare per l'estremo difensore, ma ottima anche l'azione di Meggiorin, che ha tirato su di sé tutta la difesa avversaria per poi smarcare bene Carraro, il quale controllo di destro e tiro di sinistro. 1-0 per il Padova, e comincia bene allora il match al 9° minuto, gol di Carraro, ma attenzione che subito si rende minaccioso il Cosmos. Chames, Esteban, Meggiorin, pallone buono dalla parte opposta dove Rasula però non controlla bene, poi commette anche un fallo forse inutile, ingenuo. Reclamano i tifosi del 9 per questo fallo di Rasula, reclamano un'ammonizione. Si riparte, pallone in direzione di Gonzato, recupera bene Lucca, poi Meggiorin che poi di tacco prova a dare a Rasula, ma Rasula recupera lo stesso. Chames, poi ancora Edgar per Luca Esteban, lo scambio fra i due ripetuto, quindi Rasula, ancora Chames, Meggiorin, buono lo scambio con Rasula, ancora Meggiorin però che insiste caparbiamente, poi Rasula all'indietro per Chames, Luca Esteban, pallone buono ancora per Chames che se ne va, prova a girarsi, non trova più il pallone. Borotto lo fa suo, rimette in movimento Drakovic, attenzione poi a Baccino, e intanto c'è un time out chiamato proprio da Antonio Candeo, evidentemente non soddisfatto per come stavano andando le cose. L'importante comunque è che il Padova è in vantaggio per 1-0. Si ritorna in campo con il risultato di 1-0 per il Padova. Sentiamo allora Marco Gelì a fianco a me quali sono il resoconto che ha raccolto nel frattempo. Sì, stiamo giocando bene con la giusta aggressività, forse perdiamo troppi palloni ma perché cerchiamo di andare in avanti, quindi va bene così, il gol è servito assolutamente in questo momento. Allora vedo qui nel tuo foglio scout che stai raccogliendo alcuni dati, ce li vuoi spiegare? Allora, le palle perse, palle recuperate, assist, falli, gol, tiri fuori, tiri in porta e basta al momento, e i cambi.
Queste tutte cose che poi serviranno a Antonio Candeo. Eh sì, dovrà analizzarli e vedere dove migliorare durante le partite. E allora vediamo che il Cosmos non si dà per vinto, sull'1-0 sotto prova a reagire. Buona iniziativa intanto adesso, pallone in mezzo, Rasula è ben piazzato, poi Luca Esteban, attenzione ancora al pericolo e grande parata di Feverati, ma c'è Djordjevic lì pronto, a pochi passi riesce a mettere dentro. 1-1 Djordjevic per il Cosmos, prima grande parata di Feverati, ma sulla sua respinta Djordjevic era lì ben piazzato, non ha potuto far altro che metterla dentro e quindi 1-1. 2 minuti dopo il vantaggio del Padova è arrivato il pareggio del Cosmos 9. Tanto c'è un fallo fischiato a favore del Padova con Rasula, quindi Meggiorin. 2-2 il conteggio dei falli, Meggiorin ancora che prova, pallone che rimpalla su un avversario, termina fuori Rasula, poi un tentativo di servizio ma c'è un calcio d'angolo, cercava a sorpresa Rasula di servire dalla parte opposta Luca Esteban, calcio d'angolo, ancora Rasula dall'angolo, Meggiorin, Rasula che poi sbaglia l'appoggio all'indietro su Chames. Non soddisfatto Antonio Candeo, lo vediamo in alcune espressioni piuttosto arrabbiate dalla panchina, evidentemente non era questo quanto voleva dai suoi giocatori. Attenzione perché il Cosmos ci crede. Tocco poi ancora Djordjevic, l'autore del gol, poi Baccino, il pallone dato all'indietro, ruba bene il pallone Chames, siamo in 3 contro 1, ottimo pallone per Meggiorin, quindi Luca Esteban, gol! Luca Esteban, grande azione in contropiede del Padova con Chames che aveva recuperato la sfera sulla tre quarti, sono partiti in 3, è bastato giocarsela bene. Meggiorin poi che ha servito sulla destra al centro Luca Esteban che ha trafitto il portiere avversario. Padova di nuovo in vantaggio 2-1. Al 12° minuto ci voleva subito questo gol dei biancoscudati per rimettere le cose a posto e far capire chi è il più forte. Quindi Rasula, Scarparo, Meggiorin che difende bene il pallone, viene attaccato da 2 avversari, ancora Scarparo che subisce fallo forse, ma l'arbitro dice che il pallone è uscito, la rimessa quindi per il Cosmos. Fallo, viene fiscato fallo, non rimessa, era fallo di Scarparo. Riparte quindi il Cosmos con Gonzato, poi buon anticipo di Rasula che poi difende bene il pallone. Meggiorin prova della botta e c'è la respinta di Borotto. Ancora Luca Esteban, questa volta prova da lontano con il sinistro, pallone colpito troppo all'esterno, termina lontanissimo. Intanto vediamo che riparte Baccino, quindi Gonzato, guizzante questo giocatore, crea scompiglio nelle difese avversarie, poi Baccino, ancora Gonzato, cerca di liberarsi ma questa volta è bravissimo Luca Esteban a recuperare palla ma poi la riperde, quindi parte il contropiede avversario, bravissimo Meggiorin con l'aiuto di Rasula a fermare questo contropiede di Gonzato. Reclamano i giocatori vicentini,
per un presunto fallo di mano, ma intanto Gonzato rimette in gioco per Baccino, quindi Cosmos che viene in avanti con Drakovic, poi Djordjevic, tiro da lontano, controlla bene Feverati, quindi Carraro che entra al volo al posto di Rasula, quindi Scarparo, ancora Meggiori, Carraro, Luca Esteban, Carraro, schemi molto impostati, si vede la mano di Antonio Candeo, quest'anno la squadra è molto maturata, gioca con degli schemi ben precisi, trasmessi dal tecnico della Bassa Padovana. Poi Meggiolin aveva l'occasione buona per battere a rete, ha colpito male d'esterno, palla fuori, ma questa era veramente ghiotta. Rientra Paperini allora, quindi Campagnaro, Paperini devia in fallo laterale. 5 minuti e 44 al termine del primo tempo, Padova in vantaggio 2-1, le reti di Carraro al 9° minuto, il pareggio momentaneo di Djordjevic all'11°, ma un minuto dopo al 12° Lucca ha riportato in vantaggio il Padova. Carraro, apertura su Scarparo che prova un dribbling, ancora Scarparo, prova con il sinistro, c'è la deviazione del portiere Borotto, ancora per Carraro che prova la botta, c'è una deviazione, palla messa fuori, Luca per Carraro, quindi Scarparo, pallone messo in mezzo per Paperini che non aggancia bene, sfuma un'altra opportunità, riparte il Cosmos che nel frattempo ha fatto entrare Sebbar, eccolo qua in possesso di palla Sebab, viene spinto da dietro da Scarparo, attenzione perché quarto fallo del Padova, quarto fallo commesso questa volta da Scarparo. Cercava di guadagnare qualcosa Baccino, mentre l'arbitro era impegnato a sentire le proteste dei giocatori del Padova. Baccino aveva guadagnato almeno un paio di metri, l'arbitro se n'è accorto, l'ha fatto retrocedere nel punto esatto dove è stato commesso il fallo. Attenzione perché è proprio Baccino l'incaricato alla battuta, parte il puntone, c'è la ribattuta, poi Luca Esteban che la riconquista e la lontana, ma è Sebbar che la ritorna in possesso, quindi Baccino ancora prova con il suo sinistro, se ne va sulla destra, poi pallone in mezzo, il controllo di Feverati, era partito bene in contropiede Scarparo, attenzione perché Sebbar riconquista palla, dribbling furibondo e poi pallone messo in mezzo, quindi Carraro che prova poi a servire Paperini, attenzione a Baccino che dà all'indietro per Campagnaro, ancora lui a superare la metà campo, pallone dato poi all'indietro al portiere Borotto, il tocco su Sebbar, Baccino, Sebbar, ancora Sebbar, bravo Luca a recuperare, a chiudere ogni varco, seguire all'indietro Feverati che può ripartire, ancora su Luca, il tocco su Paperini che controlla bene e poi ridà a Luca che mette un po' d'ordine, servizio su Scarparo, su linea di centrocampo, ancora Luca, si fa vedere Carraro dalla parte opposta, quindi l'anticipo di Campagnaro su Paperini. 3 minuti e 43 al termine del primo tempo, Carraro per Varotto, quindi Carraro, bene per Scarparo, ancora Scarparo all'indietro per Carraro, prova a sorprendere tutti con questo tiro, non sorprende Baccino.
Barotto, Carraro, pallone scagliato al centro, attenzione al contropiede di Sebbar che è piuttosto rapido, poi il pallone però gli scappa fuori. Meglio per il Padova. E intanto sentiamo ancora una volta Marco Celin sull'andamento di questo match, 3 minuti e 20 dalla fine. Sì, stiamo giocando bene, stiamo perdendo un po' troppi palloni in questo momento, forse siamo un po' stanchi avendo anche la panchina un po' corta, però stiamo reggendo bene nonostante tutto. Paperini, Carraro, ancora Paperini che non controlla alla perfezione. C'è un time out, questa volta chiesto dal tecnico del Cosmos 9. Il conto dei falli, 4 commessi dal Padova, 3 commessi dal Cosmos, ma 2-1 è il risultato dei gol, che è la cosa più importante. Padova che è in vantaggio, mentre vediamo Antonio Candeo in questo time out che approfitta per dare alcune disposizioni con la sua lavagnetta tattica. Padova che non può perdere ulteriori punti, Padova che soprattutto adesso che il campionato si è riaperto a 3 lunghezze dalla capolista, sarà bene continuare nella serie di vittorie per puntare al primo posto. Si torna a giocare intanto con Campagnaro, la battuta che molto probabilmente toccherà per Baccino. Si fa vedere dall'altra parte Battistella che riceve, quindi Baccino, Campagnaro, pallone scodellato in avanti per Sebbar, bravo Varotto a sbilanciarlo con il corpo senza commettere fallo, ma impedisce il giocatore avversario di girarsi verso la porta. Poi Paperini, quindi Carraro, Paperini, si fa vedere che Scarparo, attenzione, non corre rischi, poi Varotto prova a mandare in avanti, ma c'è il tocco del portiere con le mani, tocco fuori area con le mani del portiere, l'arbitro molto attento se n'è accorto. Il portiere Borotto che abbastanza vistosamente è andato a prendere il pallone che non era ancora completamente rientrato in area, quindi viene fischiato il fallo e questo porta in parità il conteggio dei falli, 4-4. Intanto Capitan Carraro sul pallone per questa battuta, un po' più indietro Paperini, si fa vedere anche Varotto al centro, poi Scarparo prova la botta, il pallone viene deviato da Baccino. Quindi Paperini, Carraro, Scarparo, Varotto, ancora Scarparo, Carraro, Varotto, Scarparo avrebbe anche la possibilità di provarci, poi Carraro, Varotto, c'è spazio adesso, Varotto prova dalla lunga distanza, attenzione però perché riparte il Cosmos con Sabdar, pallone dato sulla destra verso Campagnolo, ma nulla hai fatto sul tiro di Campagnolo, bravo Faverati a controllare, quindi Carraro, 1 minuto e 44 al termine, Padova deve andare a riposo in vantaggio e per poi amministrare saggiamente nella ripresa. Intanto Varotto prova a girarsi, non trova lo spazio, poi dà all'indietro, troppo forte però, vediamo se Scarparo riesce a mantenerla in campo. Sì, è tutto solo, può risalire. Lo scambio ancora con Varotto, quindi Scarparo, Paperini, pallone messo in mezzo a Palombella, nulla di fatto. Cosmos
che può ripartire con questa rimessa ancora una volta verso Campagnaro, lo scambio sempre con Campagnolo, un po' un gioco di parole, quindi Minchio, Sabbar, ancora pallone scagliato fuori misura, la rimessa che spetterà al Padova, ancora con Carraro a 46 secondi dal termine del primo tempo. Pallone fuori, nel frattempo fasi confuse adesso, ma il Padova vuole andare a riposo con questo vantaggio, anche se minimo, ma è un vantaggio che può vuol dire molto sul piano della fiducia per venirne a capo di questo match. Intanto Campagnaro, sempre loro due, poi l'attacco di Varotto, ottimo per Paperini, prova il suo sinistro, pallone che viene ribattuto, siamo a 21 secondi e mezzo dal termine del primo tempo. Carraro, Varotto, ancora Carraro, Paperini prova a infilarsi, poi il tocco su Scarparo che prova la botta, pallone deviato, ancora pallone che rimane in campo, anzi no, uno strano effetto del pallone, tocco all'indietro per Carraro, bisogna andare al tiro perché mancano 5 secondi, attenzione, Carraro la butta lì e non succede niente, allora arriva la sirena, finisce il primo tempo, Padova 2, Cosmos 9, 1, partita bella ma ancora tutta aperta, bisogna continuare a prestare molta attenzione nella ripresa perché questi 3 punti sono importantissimi. A risentirci quindi fra pochissimo per il secondo tempo. Fischio d'inizio della ripresa, eccoci qua amici, 2-1 per il Padova, una partita che è ancora apertissima, bisogna prestare molta attenzione. Dopo il primo tempo abbiamo visto che questo Cosmos 9, squadra piuttosto pericolosa, sa creare delle occasioni inaspettate. Padova però fin qui ha fatto il suo dovere piuttosto bene, però ha corso forse qualche pericolo di troppo. Adesso bisognerà prestare molta attenzione in questa seconda frazione di gioco. Ciames sul pallone, si fa vedere Carraro, il pallone è messo in mezzo, la deviazione di Barotto, ancora Ciames che la riconquista, la dà indietro per Lucca, quindi Meggiorin, ancora per Ciames, ancora Meggiorin, prova la botta, pallone deviato, arriva facile tra le mani di Borotto, quindi Campagnaro, Baccino, Campagnolo, ancora Campagnaro, quindi Minchio, Campagnolo, adesso Cosmeos che sembra essere partito piuttosto forte con gran ritmo, lancio a scavalcare da parte di Campagnaro. Nulla di fatto, Carraro che mette in movimento Ciames, quindi Lucca, sempre uomo d'ordine, Lucca, giocatore di esperienza, poi Meggiorin, lo scambio ancora con Carraro, però Campagnaro impedisce al nostro attaccante di proseguire, il pallone è uscito, dice il primo arbitro Cacciola di Treviso. Rimessa laterale di Meggiorin, Ciames che tenta di far filtrare un pallone verso Lucca. 1 minuto e mezzo se n'è già andato. Campagnaro, Campagnolo, dialogano spesso questi due giocatori tra loro, poi Baccino attaccato da Ciames, buono il pressing del Padova a riconquistare il pallone, poi però il Cosmos fa buona guardia, ma bravo anche Lucca a metterci un piede e a impedire agli avversari di proseguire l'azione. Rimessa laterale per il Cosmos con Minchio, quindi Campagnaro,
anzi, quindi Baccino, ancora Minchio, buono il pressing di Meggiorin, ha la sfortuna che poi il pallone gli rimbalza addosso, termina fuori Campagnaro, ma il Padova sa opporre un ottimo sbarramento all'altezza del centrocampo con un pressing piuttosto alto, non altissimo ma a metà campo, che impedisce proprio al Cosmos di proseguire l'azione. Vedete, Cosmos si fa girare palla velocemente ma è sempre lì e alla fine lo sbaglia anche, quindi questo è proprio il lavoro di Candeo, si vede proprio la mano del tecnico arrivato quest'anno alla guida dei biancoscudati, che sa impostare la squadra in un determinato modo. Intanto Carraro, centro area, controlla, poi viene ostacolato da un avversario, non può più continuare, rimessa che spetta al Cosmos, quindi Campagnaro, Minchio, Baccino, Campagnolo, Baccino, eccolo qua, vedete, giocatori del Padova che all'altezza del centrocampo vanno in pressing sul portatore di palla, poi il rinvio sbagliato del portiere Borotto e alla fin fine il Padova riconquista palla. Direi che è davvero una disposizione tattica piuttosto interessante questa messa in atto da Candeo, che permette a Feverati di dormire sonni tranquilli, almeno per il momento. Vediamo Ciamessi intanto. Il tocco di Feverati su Carraro, quindi Meggiorin, ancora Carraro per Lucca, Ciames, quindi tocco di Carraro per Ciames che riesce a mantenere il pallone in campo e a guadagnarsi anche la rimessa laterale. E allora intanto Meggiorin, che vediamo che Marco Celin che continua nei suoi appunti, e i tuoi appunti dicono che cosa? Che sì, stiamo giocando abbastanza bene, però continuiamo a perdere troppi palloni in avanti. Lucca, Meggiorin per Carraro, Carraro che prova, pallone ribattuto da Campagnolo. Con molta calma Carraro dà disposizioni mentre si appresta a rimettere la palla in gioco, lo scambio con Lucca, quindi Ciames, pallone in mezzo, ottimo Lucca il controllo, quindi Carraro, Ciames, Feverati, il lancio a scavalcare per Meggiorin, sarebbe stato un gol strepitoso, un controllo straordinario di Meggiorin che poi si è girato ma si è trovato proprio il portiere lì a pochi passi, non ha più trovato lo specchio della porta, però davvero un controllo straordinario a parte di Meggiorin, sempre fra i più produttivi, fra i più attivi in squadra. Lucca alla battuta, quindi lo scambio con Ciames due volte, quindi Barotto, altro giocatore rilanciato alla grande da Candeo. Barotto che alla fin fine perde palla, poi insiste nel pressare l'avversario, attenzione a Campagnaro che viene in avanti, adesso il Cosmos riesce ad arrivare in zona d'attacco, Campagnaro, attenzione al tocco per la conclusione da parte di Minchio, c'è la deviazione di Lucca, palla fuori. Baccino, lo scambio, la ribattuta di Ciames, pallone che se ne va tra le mani di Borotto, quindi ancora Campagnaro, Baccino, Campagnaro, ma buono ancora una volta la chiusura di Lucca, Barotto, Meggiorin, Ciames prova la sua azione classica, attenzione a perdere palla però
perché ci dà la possibilità all'avversario di andare in contropiede. Padova si è già chiuso. Campagnolo si libera bene, bravo Lucca, qui gran numero di alta scuola, e poi il servizio per Meggiorin e la ribattuta di Borotto, ma che numero da parte di Luca Esteban. Ancora Luca, l'apertura su Chames, pallone messo in mezzo a cercare Meggiorin. Voleva un 3 Meggiorin, che significa? Lo so, mi dispiace, non ne ho idea. Vediamo che intanto Chames, pallone all'indietro per Lucca, ancora Meggiorin, e poi prova il diagonale Meggiorin, bravo, applausi per lui, applausi per Meggiorin. Ancora Campagnolo, quindi bacino, Campagnaro, bravo Meggiorin a recuperarlo, poi subisce fallo da parte di Campagnolo, strattonato più volte Meggiorin. Rientrano anche Scarparo e Rasula. Rasula, Barotto, Meggiorin, Scarparo, Rasula, Barotto. Bene il Padova qui, fa girare bene, guadagna secondi importanti, poi ancora Scarparo, Rasula, si fa vedere Meggiorin, Barotto. Buono il tocco di Meggiorin, ancora per Barotto che si gira bene, c'era un fallo e gli arbitri non intervengono, ma il fallo c'era tutto. Intanto questa volta l'intervento degli arbitri a decretare un'irregolarità di un giocatore del Padova, ma riparte il Cosmos, attenzione, con Djordjevic, l'autore del gol dei vicentini, del momentaneo pareggio nel primo tempo. Campagnaro ancora, attaccato da Rasula, pallone all'indietro per Baccino, quindi Minchio, anzi buon pallone intanto per Dravkovic, ma interviene Feverati a sbrogliare la matassa. Riparte Scarparo con molta calma, quindi Rasula. Il Padova deve trovare un gol per starsene tranquillo, altrimenti qui la partita è tutta da giocarsi fino alla fine, con il rischio di trovare tanto Meggiorin. Che numero di Meggiorin, applausi scroscianti per lui, con doppia finta si è girato su se stesso, poi la botta con la respinta del portiere. Calcio d'angolo, Scarparo prova da lontano, ancora Scarparo, indietro per Barotto, Meggiorin, Rasula, si fa vedere ancora Scarparo, Meggiorin che riesce a mantenere il pallone in campo, bravissimo anche questa volta. Scarparo, aia, Meggiorin ancora una volta ci mette una pezza, poi Feverati, il lancio lungo a cercare Scarparo che controlla il petto molto bene, mantiene la distanza con l'avversario, poi perde palla Djordjevic, quindi Baccino, quindi Dravkovic, poi Baccino, pallone pericoloso messo in mezzo a tagliare tutta l'area. Non è intervenuto nessuno degli attaccanti del Cosmos, ma vedete che anche in questo caso Padova corre qualche rischio che è meglio evitare. Paperini, Scarparo, Barotto,
Ancora Scarparo, Rasula, si fa vedere Paperini a centro area, ma è troppo marcato, allora attendo un attimo Rasula per poi servirlo, ma adesso Scarparo in buona posizione con l'esterno destro, impegna il portiere Borotto che mette in calcio d'angolo. La buona iniziativa di Scarparo. Barotto, pallone in mezzo all'area, attenzione al recupero da parte del Cosmos che se ne va in contropiede con Bacino e poi è Feverati a metterci una mano e a spedire il pallone in calcio d'angolo. Ancora un rischio, non bisogna consentire agli avversari di andare in questi contropiedi che sono pericolosissimi. Ci avviciniamo intanto alla metà del secondo tempo, sempre 2-1 risultato. Attenzione Djordjevic, poi pallone in mezzo, ma Feverati che controlla, si era liberato Feverati, poi lancio lungo e poi l'intervento di Borotto che spedisce alle stelle. Rimessa laterale per il Padova. C'era forse l'opportunità di andare al contropiede con Feverati che avrebbe potuto servire Barotto che si era già sbarcato sulla destra. Eccolo qua Barotto in possesso palla, Scarparo, Rasula, stavolta il tocco è di Gonzato. Barotto, Scarparo perde palla questa volta, attenzione a Djordjevic, Scarparo ha già recuperato, viene fischiato un fallo, reclama Scarparo perché forse si dichiara innocente. Fatto sta che è intervenuto il secondo arbitro Claudio Piccolo di Este a decretare il calcio di punizione in favore del Cosmos 9 con Djordjevic che va alla battuta. Molto probabilmente si vanno a piazzare tutti gli altri, ma è una posizione piuttosto pericolosa questa. Tanto Feverati che si arrabbia con coloro che dovrebbero andare in barriera e poi alla fine è Feverati a metterci il gambone e a deviare su questa punizione di Djordjevic piuttosto pericolosa. Rientra Campagnaro al posto di Bacino, poi sbagliano i giocatori del Cosmos a questa rimessa in gioco, allora ne approfitta Barotto per dare all'indietro Paperini e quindi Rasula. Scarparo, Rasula, Paperini, il tocco di Djordjevic a mettere fuori, rimessa laterale ancora per i biancoscudati. Passata la metà del secondo tempo, siamo a 9:50 dal termine. Scarparo, Paperini, Scarparo prova ad impensierire il portiere avversario ma colpisce di piatto senza molte pretese. Borotto che rimette in movimento Campagnaro, quindi Dravkovic, poi attenzione a Djordjevic, poi Dravkovic di punta spedisce fuori, la rimessa dal fondo di Feverati. Barotto, Scarparo, bene per Paperini, prova la doppia finta Paperini, poi se ne va sul destro che non è il suo piede, ma Paperini ci ha abituato a questi numeri. Buona l'apertura all'indietro per Scarparo che poi però riesce a recuperare a un suo errore. Quindi Dravkovic, Campagnaro, pallone fuori, non controllato bene da Campagnaro, adesso si fa sentire Candeo dalla panchina. Padova deve migliorare adesso un attimino.
Varotto controlla bene, poi riesce a saltare un paio di avversari, alla fine è Gonzato che spedisce fuori e fa la disapprovazione dei tifosi del Cosmos. Scarparo, Rasula, Varotto, Paperini riesce a controllare, poi viene attaccato da due avversari, Djordjevic che se ne va, prova addirittura ad andare al tiro ma Rasula aveva già chiuso, non c'è spazio. 8 minuti e 24, 2-1 è troppo poco per starsene tranquilli da qui alla fine, bisogna arrotondare assolutamente. Ancora Gonzato che mette in mezzo il pallone che va sull'esterno della rete, qualcuno urla anche al gol ma il pallone era decisamente andato dietro la porta. Poi attenzione a Rasula a commettere fallo, poi il fallo lo commette Varotto. Gonzato alla battuta per Campagnaro, ancora Gonzato, quindi Drakovic. Adesso il Padova torna a pressare alto e infatti recupera il pallone con Varotto, Varotto prova ad andare al tiro e poi Djordjevic allontana. Rientra Capitan Carraro. Tu sai invece una persona cosa potrebbe fare, come non so, di aspettarmi da lui eventualmente se vuole un regalo, se abbia Carraro per Rasula, si torna a giocare, c'è intanto un infortunio a Varotto, è rimasto contuso ed è uscito zoppicando, una botta ad altezza del caviglia molto probabilmente. Sì. Tanto Drakovic prova ad andarsene da solo, viene fermato da Lucca in maniera irregolare, dicono gli arbitri, e così il conto dei falli sale a 3-1, 3 falli commessi dal Padova, uno dagli avversari. Cosmos ancora in avanti, buona iniziativa adesso di Campagnaro, ma bravo Feverati, sempre attento a chiudere. Poi Carraro lungo linea a servire Paperini, con Rasula si ritorna da Carraro, quindi Lucca. Adesso gli uomini di esperienza in campo, Paperini, ancora Paperini per Carraro, Rasula, Luca Esteban, attenzione, bravo Carraro a lasciar scorrere questo pallone sul fondo. Paperini, Carraro, partita non bella in questa fase, in questa ripresa. Poi Paperini, attenzione, Paperini, buon pallone a cercare Rasula, poi ancora Paperini per Rasula e poi Esteban, Luca Esteban porta sul 3-1 il Padova. E questo gol ci voleva proprio al termine di un pressing alto con pallone riconquistato, la conclusione di Rasula recuperata proprio davanti alla porta da Lucca. 3-1. Con il tocco finale appunto di Luca Esteban. E ancora Lucca, cioè, decisamente uomo di alta categoria, un uomo utilissimo sia per l'esperienza sia per il fattore tecnico, giocatore in possesso di due ottimi piedi.
poi Feverati che mette in movimento ancora Luca che se ne va, Luca, il pallone in mezzo, poi c'è un bruttissimo fallo, attenzione, bruttissimo fallo commesso da Gonzato su Luca. C'è solo l'ammonizione, ma questo sarebbe anche un fallo da espulsione diretta, perché veramente Gonzato è entrato a kamikaze e poi viene ammonito anche Minchio. Vediamo che si fanno entrare i sanitari, ma Luca è stato colpito a una caviglia in un intervento in scivolata molto pericoloso e vediamo che Luca rimane a terra lamentandosi, ma qui l'intervento di Gonzato è stato davvero un fallo cattivo e andava punito forse anche con un cartellino rosso diretto. Rimane ancora a terra Luca, la cosa ci fa un po' preoccupare perché lo vediamo ancora lamentarsi molto, vediamo se si rialza, il colpo è proprio alla caviglia o al ginocchio, addirittura al ginocchio. L'intervento di Gonzato è stato veramente un intervento piuttosto duro, anche perché Luca aveva già dato via la palla e Gonzato è arrivato decisamente in ritardo, in scivolata, lo ha colpito basso. Sportivamente Gonzato va comunque adesso a chiedere scusa all'avversario. Un bel gesto che comunque non ci ripaga dal brutto intervento effettuato dal giocatore vicentino sull'uomo d'ordine del Padova. Entra Carraro allora, che va alla battuta di questo calcio di punizione. Tutti larghi i giocatori del Padova. Parte Carraro che cerca forse uno spazio, prova il tiro diretto, respinge il portiere Borotto. Guadagna un calcio d'angolo Carraro a 5 minuti e 41 dal termine. Tocco ancora per Meggiorin, palla che per poco non passa in mezzo alle gambe del portiere avversario, poi Carraro di testa riesce a rinviare, poi recupera bene Paperini, ma non controlla altrettanto bene Ciames. Palla fuori, vediamo che Luca intanto è steso a terra a bordo campo, devono intervenire i sanitari per cercare di rimetterlo in piedi. Ha subito davvero un colpo piuttosto duro. Pallone in mezzo intanto per il Cosmos, che sembrerebbe cedere un po' sul piano psicologico. È entrato intanto Sebbar. Feverati, il lancio lungo a cercare Meggiorin che non può intervenire, lascia correre Vrakovic. Ancora Baccino, quindi Minchio, il pallone a cercare ancora Drakovic che non riesce però a mantenere la sfera in campo. 3-1 a 4 minuti e 53 dal termine. Feverati riparte dal fondo, tocco per Carraro che poi non può far altro che scodellare in avanti. Sebbar, Minchio, ancora per Minchio il servizio. Feverati, lancio lungo con le mani a cercare Meggiorin, adesso fasi confuse, ma il 3-1 realizzato da Luca poco fa ci mette un po' più tranquilli, anche se la partita non è bellissima in questo frangente. Minchio, quindi Sebbar da ancora all'indietro per Zrakovic e poi ottimo break da parte di Carraro che forse effettua un tocco di troppo, poteva andare a conclusione prima. Zrakovic
Minchio, Baccino, pallone mandato in avanti per Baccino che prova a girarlo. Feverati, time out chiesto dal Cosmos. Abbiamo 26 minuti. A 3 minuti e 36 secondi dal termine si ritorna in campo dopo il time out. Rimessa in gioco per il Cosmos con Minchio, quindi pallone per Campagnolo, Baccino, Campagnolo, ancora Baccino, poi adesso gioca con il portiere di movimento il Cosmos per tentare il tutto per tutto in questi ultimi 3 minuti di gioco effettivo che mancano al termine. Attenzione, intanto si chiude bene il Padova, poi il tocco di Carraro sulla conclusione di Minchio, calcio d'angolo, Padova quindi anzi Cosmos che gioca con il portiere di movimento che è Gonzato, indossato a maglia nera, eccolo qua in possesso di palla Gonzato, quindi ricordiamoci che la porta del Cosmos è completamente sguarnita. Ancora Campagnolo, quindi Baccino, Campagnolo, il tocco buono per Minchio, pallone e poi la grande parata di Feverati, la grande parata sul tiro di Gonzato, il portiere di movimento, ma Feverati chiude bene, mette in calcio d'angolo, pallone ancora per il Cosmos con Campagnolo, quindi Minchio, Campagnolo, Baccino, ancora Padova che si chiude, Campagnolo, si fa girare velocemente il Cosmos cercando lo spiraglio buono e poi Paperini che prova di prima intenzione a sorprendere tutti, pallone però finisce ampiamente fuori e poi è il portiere di movimento Gonzato che rimette in gioco, si riparte sempre con un uomo in più per il Cosmos perché sta giocando con il portiere di movimento Baccino, quindi Minchio attaccato da Ciames, ancora Baccino, Campagnolo, quindi Minchio, buono la chiusura del Padova fino adesso, poi Minchio, tanto scorrono i secondi, siamo a 1:45 dal termine, Gonzato, pallone che supera la linea di metà campo, quindi non può intervenire più il portiere. Proprio da quella posizione si può riprendere con calcio di punizione per il Padova. Tocco di Paperini per Ciames, Padova che deve guadagnare secondi, poi Ciames le prova tutte il Cosmos, ma Padova si chiude bene, 1 minuto e 31 al termine, siamo sul 3-1, doppietta di Lucca e gol di Carraro in apertura, sono i marcatori bianco-scudati, e poi il tocco di Campagnolo, rimessa ancora per il Padova, rientra Borotto, Paperini, Ciames, Carraro, buon pallone in avanti, poi Borotto che lascia scorrere sul fondo, Baccino, ecco, intervento di Giorgevic, attenzione intanto allo scambio con Campagnolo, Baccino, di nuovo portiere di movimento per il Cosmos che è Gonzato,
poi il tentativo di Minchio ribattuto da Carraro, come sempre tra i migliori. Campagnolo, Minchio, 50 secondi ormai, direi che è fatta. Poi attenzione a Gonzato, ma bravo Feverati che proverà a cercare la porta, il pallone era ben indirizzato, troppo laterale, però la parabola era giusta. E poi siamo a 36 secondi dalla fine, attenzione, pericolo, e Feverati ancora, e poi non trova la porta, fortunatamente per il Padova. Drakovic, ma grande parata di Feverati ancora una volta. Il lancio lungo a cercare Meggiorin, c'è il colpo di testa di Djordjevic, il pallone che va fuori, sono 29 i secondi che mancano, sempre 3-1 per il Padova. Poi Chames, quindi Feverati, il lancio lungo, il tocco di Djordjevic a 21 secondi dal termine del match. Chames, Meggiorin subisce fallo, gli arbitri lasciano correre, attenzione adesso a Baccino, e trova il gol del 2-3 a 13 secondi dalla fine. Si riapre il match, ma 13 secondi mancano, insomma Baccino accorcia le distanze per il Cosmos, siamo sul 3-2 per il Padova. Secondi alla fine, vediamo che si riprende il gioco, attenzione perché adesso sta dando il tutto per tutto la squadra del Cosmos. 7 secondi, 6, Paperini e poi Meggiorin che prova la botta, c'è Gonzato e c'è Mess che non trova più la porta, a un centesimo di secondo dalla fine arriva la Serena, vince il Padova, ma con qualche sofferenza nel finale, ma soprattutto con questo brivido proprio all'ultimo centesimo di secondo, con Chames che era riuscito a recuperare il pallone davanti alla porta e a porta vuota ha messo fuori, quindi un'emozione in più vissuta in questo match. È importante comunque che il Padova continuasse nel suo percorso di vittorie, il 3-2 consente al Padova di proseguire al secondo posto in classifica. Le voci che arrivano dagli altri campi ci dicono che la team capolista sta pareggiando, poi non sappiamo ancora se la partita è finita, però in questo momento altro punto rosicchiato alla capolista da parte del Padova. E quindi con questo noi vi salutiamo, vi ringraziamo per averci seguito su Calcio Padova TV e appuntamento alle prossime gare interne dei biancoscudati nel campionato di C1. Intanto questa è vinta 3-2.